Settimana decisiva questa in corso per la riforma sanitaria veneta, con l'approvazione degli ultimi articoli in discussione, sebbene in Consiglio rimanga il problema dell'opposizione, che potrebbe continuare a chiedere nuovi emendamenti ostruzionistici per introdurre in futuro nuove ULSS. Ma il presidente Zaia è categorico: il progetto di legge 23 deve andare in porto a breve, la scadenza è ormai prossima, dice. Il gruppo che è assolutamente concentrato su quello che è l'articolo 12 così come approvato, ovvero che prevede le 9 ULSS in Veneto. E questo è il punto di partenza e penso che questo dovrà essere il punto di arrivo. E abbiamo accettato una discussione che è durata più di 3 mesi e mezzo, siamo disposti a discutere nel momento in cui ci sono ancora aspetti da chiarire, però penso che sia stato più che sufficiente il tempo dedicato a questa legge. Con la riduzione delle 21 ULSS a 9 il risparmio per il Veneto è enorme, si parla di una stima tra i 70 e gli 80 milioni di euro che potranno essere reinvestiti nella stessa sanità veneta. Siamo passati attraverso delle gestioni di ospedali, poi alle 21 ULSS, oggi arriviamo alle 9 e io penso che non sia possibile porre limiti al fatto che da qui ai prossimi anni si possa anche ragionare ancora in ulteriori aggregazioni, il che non vuol dire che ho lanciato una nuova proposta. Dico anche che è un mondo in evoluzione. Cioè la sanità che avremo fra 10-15 anni, fra 20 anni, non sarà assolutamente uguale a quella di oggi, questo poco ma sicuro, sia da un punto di vista organizzativo che giuridico. Così oggi Zaia dall'ospedale di Conegliano per l'inaugurazione della nuova sede di anatomia patologica, grazie a un investimento di quasi 1,5 milioni di euro. È il punto nevralgico delle cure dei cittadini, perché qui passano, ad esempio su questa realtà, circa 60.000 campioni, forse anche 70.000 campioni di tessuti, e vengono classificati. In base alla classificazione noi sappiamo che cure adottare per il singolo paziente rispetto al tumore o alla patologia che ha. La nuova sede di anatomia patologica di Conegliano inserita nel dipartimento interaziendale con l'ULSS 9. Sono 5 medici, 2 biologi e 14 tecnici, è una squadra veramente affiatata e questo ci permette di dare delle risposte sempre più puntuali e precise